Risparmio energetico e sviluppo sostenibile del territorio sono le coordinate della manifestazione Smart Geo Oikos, a cura della Regione Veneto, per promuovere una cultura ecologica capace di coniugare per esempio le rinnovate esigenze abitative con il corretto utilizzo del suolo. In questo senso, nell'ambito della manifestazione, inserita a sua volta nel programma di Smart Energy Expo alla Fiera di Verona, uno degli eventi di punta è stata la presentazione del piano casa della Regione Veneto. Piano casa, parole che potrebbero sembrare centrare poco, in realtà sono 60.000 interventi in Veneto che hanno realizzato 3 miliardi di investimenti in Veneto, che hanno fatto due cose con banalità. Uno, hanno fatto lavorare i nostri piccoli artigiani veneti in un momento di difficoltà economica, questa si chiama crescita economica, e hanno fatto, dicevo prima, 60.000 interventi di miglioramento energetico degli edifici. Perché? Per poter attivare il piano casa, cioè piccoli aumenti di cubatura per piccole esigenze, la premessa era: devi migliorare la qualità energetica del tuo fabbricato, i serramenti nuovi, il cappotto al fabbricato, l'isolamento termico, dovevi cambiare l'impianto. Allora, senza contributi dello Stato, senza soldi pubblici, senza le solite prebende che sono quelle che facilitano gli interventi di qualcuno, solo con uno strumento legislativo, ripeto, abbiamo migliorato 60.000 edifici in Veneto sul piano energetico e abbiamo fatto lavorare la nostra economia e i nostri artigiani. Credo sia una bella iniziativa della Regione Veneto.